Si è svolta presso il salone della parrocchia Beata Maria Vergine della Provvidenza, in zona campo sportivo, una conferenza stampa il cui presidente regionale e provinciale dell'Unione Nazionale Insigniti Repubblica Italiana UMRI, Franco Messina e Maria Volpe, hanno consegnato alla delegazione provinciale del CONALPA, nella persona del segretario Alfonso Scanio, un assegno dell'ammontare di euro 2.205, di cui alla raccolta promossa a livello nazionale per sostenere la realizzazione del Parco Livatino. Il rappresentante dell'UMRI, la cui sezione provinciale, intitolata proprio all'ex magistrato Rosario Livatino, hanno manifestato con questo gesto la loro totale adesione al progetto che prevede la realizzazione del Parco Livatino a cura della delegazione del CONALPA di Agrigento, che dovrebbe essere inaugurato il prossimo 9 maggio, in occasione del 3° anniversario della beatificazione del giovane giudice. La somma consegnata servirà per la prosecuzione dei lavori che sono portati avanti alacremente dai soci del CONALPA.